hanno atteso le loro vittime alla stazione di Castelfranco. Quando hanno individuato tra 14enni, tutti studenti delle medie residenti in un comune della Castellana, si sono scagliati su di loro senza esitazione. I due aggressori, un quindicenne e un ventenne, entrambi stranieri, hanno prima chiesto del denaro, poi non ottenendolo hanno deciso di fare a modo loro. Prima hanno menato calci e pugni, poi quando le vittime non avevano alternative li hanno praticamente spogliati per controllare se dicessero la verità o avessero nascosto dei soldi, magari nei calzini. Quando le vittime hanno raggiunto casa e hanno raccontato tutto a mamma e papà, i genitori hanno sporto denuncia. A rintracciare gli aggressori le forze dell'ordine che li hanno segnalati con le accuse di percosse, minacce e ingiurie. La collaborazione è fondamentale in questo tipo di fenomeni perché fanno emergere situazioni che altrimenti non sarebbero noi conosciute. Tra noi e le istituzioni scolastiche ci sono già ottimi rapporti, lo stesso devono essere anche con i genitori dei ragazzi che possono essere protagonisti sia passivi che attivi di questi fenomeni. Poche ore dopo i carabinieri si sono trovati però a fronteggiare un secondo caso di violenza tra minori. È stato il vicepreside di un istituto superiore di Castelfranco a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Un alunno è riuscito a divincolarsi dal suo aggressore che lo aveva atteso all'esterno della scuola. Sanguinante, la vittima è riuscita a rientrare e a chiedere aiuto. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso anche di scoprire per quale motivo il suo compagno di classe lo avesse malmenato. La colpa del ragazzino è quella di essere un bravo studente, un ragazzo modello, sempre pronto e disponibile ad aiutare i compagni di classe nei compiti, cosa antipatica al suo aggressore.